Questa intervista. Sì, appunto su intervista, vediamo che sennò qua sono i maiori, voi. Benvenuti di nuovo a Milano da Samuele e un nuovo amico, nuovo, un po' vecchio, nella trasmissione Tosi di Campagna, l'amico Tommy Massara. Bon. Ha già cominciato bene per... Sì, si parla in dialetto qui, giusto? Sì, diciamo, no, voi passa in italiano. Poi per chi non capisce ci sarà. Comunque sì, è una trasmissione in dialetto, ma siamo esterni oggi, siamo esterni. Ciao Tommy, come va? Ben, molto bene. Amico degli Extrema, gruppo storico diciamo nel metal nostrano, disco nuovo uscito, bello incazzuto, come sta andando? Bene, per quello che sta andando adesso il mercato globale, insomma, qualche soddisfazione ce la siamo tolta e siamo ancora in promozione e staremo a lavorare su questo album per almeno ancora un annetto e mezzo. Quindi tanti live, concerti, sì. Bella, molto bella. Live, quindi Extrema Live è sinonimo di conferme a tutto spiano. Sì, di divertimento, poi non lo so, no, devo dire che stiamo suonando molto bene, quindi più di una volta forse. Ma, ok, meglio, è una conferma in più perché una volta raschiavate tutto, tutti, quindi adesso penso sia distruttivo. Secondo disco, se non terzo su Scarlet? Sì, allora album proprio uscito su Scarlet è il secondo, calcolando che prima di questo, cioè l'album uscito prima era il disco dal vivo, che era uscito insieme al DVD, però bisogna dire che tutta la discografia Extrema è adesso attualmente ristampata da Scarlet, quindi tutti e 5 gli album in studio, il disco dal vivo e il DVD, cioè, si ritrova tutto su Scarlet. Su Scarlet. Disco nuovo, quindi Extrema, diciamo tra virgolette vecchi, cosa significa per te Extrema oggi? Ma Extrema oggi, allora diciamo che siamo quasi vecchi perché da quando è entrato il batterista nuovo Paolo, abbiamo ringiovanito un po' la banda. Extrema più maturi di sicuro, più lucidi, come il buon vino forse meglio di sempre, non lo so. A me sembra che oggi sia meglio di ieri a livello proprio di coesione artistica, però non lo so, cioè oggi mi sembra così, magari domani GL, GL ha fatto su famiglia, ha una bimba, quindi la musica credo sia, adesso deve essere abbastanza importante perché GL, me lo ricordavo un po', che andava un po' per le sue. Sì, vabbè, GL sicuramente è una persona diversa, è molto felice di questa cosa, siamo tutti felici di questa, diciamo, della prima pargola in casa Extrema e niente, ovviamente GL è al settimo cielo, è la persona più felice al mondo, fa il papone, come dice a tutti, quindi è molto, molto attento. Del nuovo arrivo, dei due dischi registrati da Paolo, cosa ha detto lui in Extrema? In Extrema Paolo ha portato tanta nuova energia, tanto entusiasmo che forse era un po' andato scemando quando l'ultimo periodo con Cristiano, cioè c'era molto scazzo, lui non aveva proprio più voglia di suonare questo genere musicale. Devo dire che invece Paolo ha portato assolutamente linfa vitale e nuova e ci sentiamo molto, molto rinvigoriti da questo. È logico che purtroppo bisogna fare i conti con quello che è la situazione che c'è in giro, è un po' più difficile per quando, diciamo, da un po' di tempo fa, però come ti ho detto la band è formissima, siamo super convinti come sempre e Paolo ci ha portato ulteriore convinzione. Extrema, nuovo video? Sì, From the 80s, video simpatico. Noi l'abbiamo messa sull'umorismo e penso che vi divertirete anche voi, divertirete. Demo.
ritornati dal video un po' così, Tommy Massara di nuovo Extrema, live, si parlava di live, quindi sarete in tour? Sì, siamo in tour, stiamo facendo un po' di date per i clubs italianis, abbiamo in programma una capatina a Londra l'11 maggio, all'Underworld, sarà la seconda volta che suoniamo lì, e vabbè, sono un po' di date e soprattutto vabbè, ci vediamo il 20 maggio che è settimana prossima. 20 marzo? 20 marzo, giusto. 20 marzo, settimana prossima al Sabotage di Vicenza. Sì. Ben buono, Vicenza. O altrimenti per tutte le altre date www.extremateam.com oppure www.myspace.com/extrema. Rock and roll, Toso di Campagna, Extremo, Tommy Massara. Ciao. E bentornati in studio! Decisamente un gruppo metal, direi, no? Sì, per i Tosi di Campagna, che amanti del genere, vedrà gli Extrema è il 20 marzo al Sabotage a Vicenza. Esattamente, sì o no? E niente, in casa ha fatto tutto Iori sul servizio, per cui niente, non ne resta che mandare a pubblicità e invitarvi a seguirne nella prossima parte della puntata. Con la rubrica dell'agricoltore agricolo. E un gruppo nuovo che non abbiamo mai nominato, che sono i Rumatera. Vai Ria, la pubblicità, vai, andiamo!